un ambiente scarno, punteggiato dai colori primari di 5 cappotti sospesi, accoglie lo spettatore di "Mi chiamo Roberta, ho 40 anni, guadagno 250 euro al mese", e questo è il terzo appuntamento della rassegna Voci di Donna. Questa è uno scritto di una parte della recensione dedicata proprio a Federica Fracassi. Qualche giorno fa c'è stato proprio Voci di Donna 2011, settima edizione. Siamo in compagnia di Stefano Mancini, che è il presidente della cooperativa Teatro e o Musica, organizzatori insomma di una rassegna che tanto fa successo ogni anno. Sì, come hai detto è la settima edizione, ogni anno proponiamo dei personaggi femminili e la loro capacità artistica, e devo dire che anche se sono passati qui tanti artisti, tante artiste, diciamo, ogni anno scopriamo delle novità, delle cose simpatiche, come era questa che tu hai citato di Federica Fracassi, che parla di un problema di attualità, qual è il precariato per i giovani, uno spettacolo un po' tragicomico, perché naturalmente sullo palcoscenico quando si rappresenta qualcosa non è solamente la cronaca, ma anche i paradossi che ci sono in questo tipo di situazione. Il precariato è una condizione di vita difficile e nello spettacolo si vedono questi aspetti, ma naturalmente anche la comicità che ne deriva da alcune situazioni paradossali. Voci di Donna, Federica Fracassi, ogni tanto state pure vedendo alcune immagini proprio di questo spettacolo realizzato proprio qui all'interno di questo teatro, il Teatro Civico, Palazzo di Città, Sassari naturalmente, ma a un certo punto mi ha detto: quanti precari ci sono qui in sala? Sì, sì, è vero, è stata una situazione un po' imbarazzante. Quanti precari ci sono in sala, ha detto la Fracassi. Si è alzato un ragazzo solo, sì, perché il nostro pubblico in realtà è un pubblico, diciamo, maturo. In questo caso eufemismo, naturalmente. Si è trovata un pochino in imbarazzo. E lei cosa ha pensato quando è successa sta? Ma io avrei voluto dire che siamo tutti pensionati. Faceva parte dello spettacolo, però magari. Però mi scusi professore, non vorrei che poi il nostro pubblico pensasse che questi sono spettacoli solo per pensionati. È stato un caso che quel giorno, insomma. Però noi abbiamo un pubblico di persone mature, sicuramente. È un pubblico di appassionati di musica classica. Guardi, c'ero anch'io, non è che sono così maturo, via. No, no, vabbè, giovane. Però non sei precario evidentemente, non la vivi sulla pelle questa cosa. È così perché questo spettacolo, se ancora non l'avete capito, parla di precariato, precarietà. E vista un po', no, la pesantezza dell'argomento, io ho indossato queste mutande di pizzo che vado a mostrarvi, così per distrarsi ogni tanto, no? Vabbè, precariato, stiamo un po' sul pezzo, come si direbbe. Precariato è un tema ormai abbastanza conosciuto, no? Se ne parla, se ne è parlato nei libri, nei film, nei video, in un sacco di situazioni. Se ne è parlato un po' troppo. La domanda è: quanti precari ci sono in sala stasera? Per alzata di mano? Non ci credo. Allora, ne abbiamo una sulla. Alzate le mani. Alzate le mani, non siate timidi. Gli altri sono disoccupati, non è possibile. Chi vive il precariato alzi la mano, chi è precario alzi la mano. Si è alzato solo su 230 persone all'interno del Teatro Civico. Sì, sì. Forse lei, devo dire la verità, non ha capito esattamente dove si trovava, magari a Milano, di milanese, che ha ammirato il teatro, come ti dicevo l'altro giorno, che è stata una situazione così un po' sorprendente. Perché il teatro anche di questo tipo si fa in luoghi non specificatamente deputati al teatro, per cui una situazione così un pochino l'ha depistata, possiamo dire, ma si è ripresa naturalmente immediatamente. Sicuramente è una grande artista, ma io devo farvi i complimenti per ciò che state facendo, insomma, su Sassari, ma non solo. Credo che Voci di Donna, che è arrivata alla settima edizione, all'ottava edizione, a dire la verità, sì. Insomma, credo che sia un successo aspettato, cioè la gente comunque ogni anno aspetta che arrivi questo momento, tantissimi ospiti anche insomma di grande livello nei teatri sassaresi. Sì, e noi abbiamo iniziato
anche con dei nomi importanti. Ti ricordo Noah, è venuta Noah, è venuta Patti Bravo, lo ricordo perché era un desiderio mio di ospitarla qui, per cui nomi che tirano sicuramente. E poi c'è tutta lo scorso anno c'era Tosca. Tosca, insomma, nomi che un pochino sono, come dire, un miele per il pubblico, perché certo. è non sempre si riesce a ottenere questi artisti in certe situazioni. Devo dire che quest'anno diciamo un pochino la punta era Petra Magoni, che abbiamo fatto al Verdi peraltro perché naturalmente il pubblico era più numeroso, ma non sempre il nome di per sé ti dà la qualità, perché a volte la qualità è anche cercare attraverso le pieghe degli spettacoli nazionali quello che può essere un artista che rappresenta proprio questo tipo di progetto, cioè l'artisticità al femminile, voci di donna di tutte le categorie di artisti, parlo di musica classica, musica leggera, teatro etnico, per cui i vari aspetti devono essere messi in rilievo e devo dire che finora siamo riusciti a proporre cose che quest'anno il teatro civico era sempre esaurito. Certo. Dobbiamo ricordare una cosa, professore, tutti i lunedì alle 21 c'è proprio lo spazio dedicato sulla nostra televisione a teatro e musica, gran parte degli spettacoli realizzati in giro per i teatri di classico o quant'altro, insomma, passano proprio sulla nostra televisione per scelta comunque della cooperativa Teatro Musica e per scelta anche, insomma, di un pubblico, tra virgolette, di nicchia che ci chiede in TV di mandare delle cose particolari. Però quando si parla di spettacolo in qualche modo di nicchia sembra quasi una cosa per pochi, in realtà insomma, se uno venisse più spesso in teatro si accorgerebbe, insomma, che nicchia tra virgolette, perché ammirare un bello spettacolo credo che comunque faccia la differenza. Uno esce poi fuori dal teatro un po' forse più pieno, più arricchito, no? Sì, ma devo dire che Sassari da questo punto di vista è una città abbastanza attenta alla cultura musicale e teatrale, è sede di importanti teatri. Fra poco ne avremo uno straordinario, questo sarà magari un argomento, sarà un argomento di un'altra, sarà una grande sorpresa, un'altra puntata. Però le proposte culturali della città sul teatro sono ricche, non di rado spesso al Teatro Verdi c'è una cosa, al Civico c'è un'altra, nello stesso giorno, voglio dire, il pubblico c'è, per cui è una città che da questo punto di vista ha una cultura di uscire da casa, perché il problema è un pochino quello lì, cioè quel triangolo che abbiamo, un rettangolo che sia in casa, nel salotto, credo che sia una città che da questo punto di vista dà soddisfazione agli organizzatori. E allora noi ci fermiamo perché comunque se ne parlerà in maniera anche più approfondita prossimamente proprio sulla nostra televisione con uno speciale dedicato proprio a Federica Fracassi e a questo spettacolo inserito all'interno di questo tour, di questa rassegna di voci di donna. Noi con questo vi salutiamo, grazie professore, l'appuntamento sempre di Eprodie, alla prossima, è il lunedì, ricordate, tutti i lunedì alle 21, Teatro e Musica su Teleregione Sardegna con gli spettacoli teatrali.